Ciao a tutti amici, siamo sabato 7 febbraio, sono le 8:10 e con 2 gradi sto passeggiando al confine tra Veneto e Trentino, precisamente sono a Pian delle Fugazze. Ecco qua infatti vedete l'indicazione, 1163 metri e piovigina, vedete infatti qui sopra sono leggere virga nevose. E infine indicazioni per Campogrosso, che sarà appunto la mia meta d'arrivo attraverso la strada delle 7 fontane. Comunque non c'è praticamente nessuno oggi, sarà probabilmente colpa del tempo. Ed ecco qui la strada delle 7 fontane, dove dovrò per forza mettere le ciaspole. Niente, alla fine la strada è strabattuta e ho messo solo i ramponcini così, perché gli scarponi sotto sono quasi slick, quindi le ciaspole le userò forse verso Campogrosso. Guardate che spettacolo intanto. Mamma che spettacolo qui davanti verso il Calega. Magna e bevi qui sotto intanto. Tappa consigliata, cioè passerete da tutte parti. Mamma mia, che roba. Adesso nevica ancora col sole. Mamma mia. Guardate il Pasubio qui a est. Mio Dio, guardate il Calega che si intravede soltanto, ma lascia già presagire paesaggi da paura. Diciamo che non è stata casuale la scelta di questo itinerario oggi, perché era un misto tra partenza a bassa quota, paesaggi stupendi, poco rischio valanghe, che questo weekend è di grado 4, quindi diciamo che le strade delle 7 fontane in versione invernale mi mancava e ho deciso di portarla qui per voi ad ammirare insieme a me questa meraviglia. (1277 metri), siamo saliti di 115 metri nella partenza. 8,57. Qui si parla intanto di un manto che spazia tra i 30 cm e di 50 nella parte alta verso Campogrosso. Ultimamente sta veramente nevicando, non dico tantissimo, però sono una media di 2-3 perturbazioni a settimana, non intensissime, però utili a portare un po' di neve, che qui era veramente scarsa. Vi ricorderete il video a Cima Soccede che ho fatto 3 settimane fa, veramente poca neve c'era in quel periodo. Poi si è un po' sbloccata la situazione, è partito il flusso atlantico
e in quota sopra i 1600-1700 sono caduti 1 metro, 1,5 metri di neve a seconda delle zone. Ecco passato lo spazzaneve che ha aperto la strada. Guardate, io sono andato al lato per farlo passare, sono sprofondato fino al ginocchio. Sto letteralmente battendo traccia perché vedete dopo il passaggio del gatto delle nevi la traccia è stata disintegrata, quindi provvediamo a ripristinarla. Guardate che spessore di neve, mamma mia. – 1326 metri con questo panorama incredibile del Carega annuvolato ma parzialmente illuminato dal sole. Nel frattempo ogni tanto si sente qualche splash di neve che in alcuni punti di alberi è ancora veramente tanta, però la temperatura un po' positiva, qui appunto saremo tra i 2 e i 3 gradi come giù a Pian delle Fugazze prima, e la temperatura leggermente positiva la fa sciogliere quel tanto che basta per farla crollare dagli alberi. È un po' triste come sottofondo, però piuttosto della pioggia. Guardate per esempio qui sopra quanta ne ha questo abete. È pazzesca questa strada, è veramente ragazzi una roba incredibile. Altro motivo per cui sono venuto a fare questo percorso è perché questa settimana sono andato a donare sangue, quindi è consigliato non fare sforzi eccessivi, diciamo, nei giorni immediatamente successivi. Qui ci sono questi 300 metri di dislivello, tranquilli, lievi, progressivi, quindi diciamo che aveva tutte le carte in regola per essere l'escursione perfetta per oggi. Mamma mia, cosa si è aperto qui davanti a me. Maga Pra di Mezzo, che vedevo prima da un po' più indietro, raggiungerla con questo manto nevoso.
Comunque penso di non aver mai visto in vita mia Campogrosso di giorno con cielo sereno. Mamma mia, è proprio una fabbrica di nubi. Infatti l'unica volta che l'ho visto sereno è stato di notte durante l'alba su Carrega. Guardate anche verso nord che spettacolo mi attenderà poi al ritorno. Ultimi metri prima dell'arrivo. Ore 10 in punto. Il Sengio della Sisilla, 1600 metri. Nubi basse anche qui sul Sengio Alto purtroppo. Rientrati in regione proprio a pochi metri dal rifugio. Guardate che bellissimo contrasto, neve, cielo nuvoloso, qualche schiarita all'orizzonte. Mamma mia. Mamma mia quanta neve. Ecco qui dietro avete visto il Sengio della Sisilla e una volta raggiunto appunto la Sisilla si può dire di avere percorso letteralmente tutta la catena del Sengio Alto, che è una catena breve che divide Pian delle Fugazze con Campogrosso, e appunto siamo passati dal Monte Corneto che era verso nord al Sengio che è verso sud, quindi dalla partenza adesso l'ho percorso tutto da nord a sud. Ecco qua il rifugio Campogrosso. Bellissimo. Guardate che roba, queste leggerissime nubi ad offuscarlo solo un pochino, mamma mia. Veramente poche persone per essere già le 10. C'è una coppia, mi ha superato lì quei cani davanti al rifugio, qualcuno, un po' di persone, un paio sotto la casetta qua. Guardate che poco movimento di persone qui sul sentiero che sale per il sentiero delle Maghe. Bellissimo questa, guardate, una macchina. Vedo una traccia ancora più battuta qui del sentiero della strada del Re, che arriva appunto sempre da Pian delle Fugazze, passa per il ponte tibetano. In teoria l'ordinanza del comune di Valli del Pasubio ritiene il ponte tibetano chiuso con più di 20 cm di neve. Boh. Pausa pranzo con vista.
Eccoci qua, dopo una preziosa pausa pranzo, anche se sono solo le 10:30, mi rimetto in cammino. Adesso magari farò una breve clip col drone, vento permettendo, e dopo vi farò vedere uno scorcio del ritorno con visuale verso nord. Vediamo di fare un po' di informazione utile. Qui vedo che c'è un avviso del comune di Vallarsa che ordina la chiusura immediata dal 20 ottobre 2025 del sentiero CAI 157 per il Boale dei Fondi, perché all'altezza di Bocchetta Fondi hanno rilevato la presenza di massi molto pericolosi, alcuni si sono già staccati, quindi il tratto che sale verso il Carrega da Campogrosso, perlomeno per la via normale, è chiuso fino a revoca del provvedimento. Batto un po' meglio le tracce qui per salire in questo capitello che non ho mai guardato. Andiamo a salire. Allora c'è già una piccola impronta, ma si sprofonda di 30-40 cm tipo. Oh, che lavanata. Guarda che panorama incredibile. Peccato un po' per il poco sole, però ce lo facciamo bastare così. Intanto ragazzi, con mio grande piacere ho trovato una persona che mi conosce. Ciao. Ciao da Paolo. Paolo, piacere, Jacopo. Piacere Paolo. E mi ha dato dei pareri bellissimi sui miei video. E come ti è sembrato il percorso oggi? Qua è sempre un spettacolo, sempre bellissimo qua. Una passeggiatina tranquilla, però panoramica. Sì, panoramica, il tempo tiene, avevano messo brutto tempo, Sì, siamo stati fortunati. sì, stamattina sono partito con 2 gocce, piovigginava un po', però te magari partendo dopo non l'hai trovata. Sì, no, partendo alle 9 non ho trovato pioggia. Però comunque ha smesso, quindi ci siamo goduti la passeggiata. Adesso faremo un po' il ritorno insieme.
Sì. Ciao, ciao. Ecco Paolo, allora proseguiamo, torniamo giù Proseguiamo. insieme, dai. Vediamo che altri scenari belli vedremo in discesa. Sì. Ecco arrivati anche al Magna e Bevi, vedete con le cime del Pasubio sopra. Quasi arrivati Paolo. Arrivati grandi. Bellissima passeggiata e bellissima chiacchierata. Adesso appunto siamo quasi alle macchine. Guardate che spettacolo qui davanti all'arrivo, bellissimo. Ecco qui ragazzi, io e Paolo siamo arrivati alla macchina, escursione che è volata nella parte finale qui chiacchierando tra una conversazione e l'altra. E niente che dire, qui da me, da Paolo, amico anche reale adesso, oltre che iscritto è tutto, e due parole appunto sull'escursione di oggi. Ho fatto il giro delle Marghette del Campogrosso, tanta neve, un spettacolo, bellissima giornata. Ecco, arrivati ai Pian dei Fugasse. Sì, perché Paolo ha fatto il sentiero quello più alto di quello che ho fatto io, diciamo quello delle Marghette sarebbe l'itinerario secondario alternativo. Ecco, comunque siamo trovati, abbiamo fatto il ritorno insieme e niente, qui da Pian delle Fugasse è tutto. Ci vedremo alla prossima escursione. Alla prossima. Paolo, non riesco a darti la mano, piacere di averti conosciuto. Piacere anche a me, è stato veramente un piacere. Reciproco e niente, statemi bene. Ciao, alla prossima. Quasi dimenticavo, escursione di 6 km e 350 metri di dislivello. Ciao!